Il passaggio del calcolo del canone dal reddito all'ISEE mette in evidenza anche come sono composte oggi le famiglie o gli inquilini. È chiaro che oggi emergono anche delle situazioni un po' particolari legate agli anziani che vivono da soli, che hanno messo via anche un po' di soldini proprio anche in prospettiva della vecchiaia. Allora stiamo cercando di ragionare su dei criteri per tutelare questi anziani, perché non ci siano degli aumenti esorbitanti. Ci sono però anche i casi in cui abbiamo visto, perché oggi con i nuovi canoni, con l'ISEE, con il calcolo, abbiamo visto anche di persone che hanno patrimoni ingenti, hanno anche proprietà e occupano un alloggio popolare, e credo che questo non sia corretto, non sia giusto. Quindi sicuramente noi stiamo lavorando per dei correttivi alla legge che vadano a tutelare le fasce più deboli, gli anziani, pensiamo, gli anziani soli, gli anziani che hanno anche risparmiato qualcosina e nella loro testa hanno messo via questi soldi per la casa di riposo o per delle eventualità di questo tipo. Quindi su questo ci siamo, rassicuriamo tutti, nessuno verrà sfrattato mandando fuori, e soprattutto ci saranno questi correttivi che permetteranno di aggiustare il tiro. Però la legge nel suo complesso noi riteniamo sia una legge giusta, perché va proprio nella direzione di rispondere all'esigenza abitativa a chi ne ha veramente bisogno.